La fondazione è nata subito dopo la tragedia, è nata principalmente per non dimenticare, è nata per sensibilizzare le coscienze sulla sicurezza degli edifici, sicurezza dal fuoco e per appunto sensibilizzare le coscienze anche su elementi quali la tutela dell'ambiente e la tutela del territorio. Poi materialmente aiutiamo i giovani nello studio perché riteniamo che sia fondamentale, che sia molto importante premiare i ragazzi meritevoli con borse di studio nei due istituti frequentati da Marco rispettivamente l'Istituto Tecnico per Geometri di Sant'Anna di Piave e l'istituto frequentato da Gloria, il Liceo Artistico Modigliani di Padova e poi allo UAV di Venezia, istituto universitario frequentato da entrambi. Partecipiamo a convegni sulla sicurezza perché diamo il nostro contributo, portiamo la nostra esperienza e cerchiamo di fare quanto è nelle nostre possibilità per migliorare queste cose. Riteniamo che l'idea di aiutare i giovani nello studio, aiutare i giovani meritevoli, perché noi iniziamo ad aiutare i diplomati e i laureati, ossia parliamo non di bambini e ragazzini, ma parliamo già di ragazzi maturi, parliamo della fascia che va dai 19 ai 24-25 anni e riteniamo appunto che sia molto importante perché la società nel tempo, la storia ci insegna che è sempre cambiata, ci sono sempre cose che non funzionano, a volte si ha anche il dubbio che stia andando tutto a rotoli, ma riteniamo che il contribuire a divulgare cultura, aumentare la cultura, possa essere un antidoto per migliorare la società.